questa nuova puntata di l'ultima del 2016, perché poi ci saluteremo, ma questo dopo. Allora, in questa puntata parleremo dell'aeroporto Gino Allegri, un aeroporto civile, quello collocato in area Padova Ovest, e poi parleremo anche della sua collocazione perché c'è tutta una serie di contenuti che vi devo spiegare, insomma ne parleremo molto, ma tra un attimo. Prima voglio farvi tornare un attimo alla settimana precedente, quando abbiamo parlato del passaggio a livello di Via Bezzega. Ecco, a circa una settimana dal termine delle nostre riprese per questo servizio è successa una cosa. È successa circa verso le 22:30. Bando alle ciance, ve la voglio far vedere subito. 22:30, passaggio a livello di Via Bezzega, si abbassa, passa il treno subito e si rialza. E in tutto questo quante persone c'erano? Assolutamente nessuno, era vuoto. Cioè, capite che la situazione è assurda, come vi avevo già detto, perché se volevano lo facevano, ma il bello è che lo fanno di sera quando non serve a nessuno, perché non c'era nessuno che potesse ravvivarsi per vedere, cioè, le sbarre che si sono abbassate, alzate subito, oh Ale, grande festa, e invece no, perché c'ero solo io praticamente. Vabbè, lasciamo perdere. Torniamo alla nostra puntata di questa settimana, andiamo all'aeroporto Gino Allegri. Allora, cosa sta succedendo? Ebbene, questo è un aeroporto civile, ve lo voglio ricordare, perché una volta era militare, giusto per capirci, no? Attenzione, perché i militari non se ne sono proprio andati da quell'area. A fianco all'aeroporto, non recintata se siete dentro l'aeroporto, c'è una base militare ed è una base missilistica, ovvero ci sono vari mezzi parcheggiati, tutti del comando missilistico, che è distanziamento lì e a 100 metri attraversando la strada di Via Sole. Allora, voglio fare un discorso, ecco. All'aeroporto Allegri c'è un problema di sicurezza, ovvero negli ultimi tempi ci sono stati una raffica di furti alla struttura del SURM 118, che è collocata dentro l'aeroporto Allegri. L'aeroporto Allegri ospita l'elisoccorso, che ogni volta che succede qualcosa in provincia, in città, si alza, va a prendere e poi porta all'ospedale e poi torna indietro e si parcheggia lì. Lì c'è lo stanziamento del SURM 118, ok? In quella struttura, che però non è la struttura principale, perché la struttura principale dà sulla strada principale, quella del cavalcavia, per intenderci, che va a collegare Brusegana, ok? Allora, vi ho fatto un po' il quadro generale, ok? La struttura di cui vi sto parlando è in fondo, è vicino a Lungargine, che è del Bacchiglione. E in questa struttura, che è un po' distaccata da tutte le altre, però è illuminata, per carità, o almeno lo è adesso, che è a forza di raffiche di furti, ed è videosorvegliata, praticamente i ladri sono riusciti a entrare 3 volte, nonostante ci siano cartelli, attenzione, vigilanza armata, filo spinato, recinzioni alte, videocamere e luci. Ora, parliamoci chiaramente, di fianco c'è la base militare. Se io riesco a entrare lì, posso andare anche nella base militare, perché come vi ho detto, una volta entrati non c'è la recinzione che collega la zona militare, è tutto aperto una volta entrati. Finora i ladri si sono limitati ad andare a rubare al SUEM, la struttura, qualche computer, i tablet, insomma la roba degli operatori sanitari che lasciano lì, ovviamente. Ci sarebbe anche un hangar con degli aerei, ma insomma per ora non è successo ancora niente. Però voglio focalizzare l'attenzione su questo particolare di riuscire ad entrare eludendo qualsiasi tipo di controllo. Ora lì non c'è niente, ma spostandosi arrivi proprio alla base militare. Secondo me è un'assurdità, una follia che uno possa arrivare lì senza problemi, perché è una base missilistica. Ora a Padova si parla, in Italia e nel mondo,
si parla del problema del terrorismo. Sì, ho capito, ma cerchiamo di prevenirlo, cioè se uno può andare dai missili, cazzo, vabbè che poi là sicuramente c'è una vigilanza molto più attenta in quell'area, però nel frattempo ci sei arrivato, capiamoci. Basta attraversare la pista che di notte non è illuminata e sei là. La situazione secondo me è parecchio grave, oltre appunto ai furti che continuano a verificarsi su M118. Negli ultimi tempi sono state installate delle nuove luci, delle nuove telecamere, segno che quelle vecchie probabilmente non funzionavano proprio per niente, come le luci. Erano bruciate, invece che ripararle ne hanno installate di nuove. Una cosa mi puzza un pochetto, nel senso che come mai non funzionino quelle luci e perché non abbiano riparato quelle, le telecamere idem, strano. Ma comunque c'è un problema di sicurezza, perché si può rubare un aereo a questo punto con tranquillità, si può rubare la sede del SUAM, che vabbè, poveretti, però dovrebbe essere un luogo sicuro quello lì, è un aeroporto comunque, sempre comunque, civile per ultraleggeri, però è un aeroporto. Ecco, e oltretutto diciamo che arrivando a questa base è preoccupante. L'area di Padova Ovest che ospita questo ospedale poi era stata addirittura diciamo scelta come alternativa a quella di Padova Est per il nuovo ospedale. Ora su questo voglio mettere 2 o 3 puntini, nel senso che io sono contento che abbiano scelto l'area di Padova Est. Perché? Perché l'area di Padova Ovest c'ha sto aeroporto, ok? Perché dobbiamo togliere l'aeroporto alla città? Ok, che non va benissimo, però cioè un aeroporto fa sempre comodo, si possono intraprendere voli commerciali, voli charter piccoli, insomma, serve un aeroporto, poi c'è il SUEM appunto e tante altre cose. Perché dovevano per forza scegliere quell'area? Io sarei stato contrario dall'inizio alla fine se l'avessero scelta. Perché? Perché se devo scegliere tra un'area vuota e un'area con già un aeroporto che serve, secondo me, io scelgo l'area vuota, per carità di tutto che costruisci su costruisci non fa bene alla natura, però insomma neanche costruire sopra un aeroporto che secondo me serve. Ecco, questa era la spiegazione dell'area dell'aeroporto Gino Allegri, e quindi io non so cosa dirvi ancora, nel senso che noi ci vediamo dopo le vacanze di Natale, in pratica ripartiamo a gennaio con la nuova stagione di e mi resta solo che farvi tanti cari auguri. Al posto nostro ricordo che andrà in onda il presepista, perché insomma siamo sotto Natale, cosa potrò mai mandare in onda? Vi ricordo inoltre di andare a votare alle urne, perché questa settimana, il 4, cioè domenica, si vota dalle 7 alle 23 per il referendum sì versus no, ok? Ogni sera potete vedere, ci sono le ultime 3 puntate di Sì versus No, che è il nostro programma, all'1 tutte le notti. Io spero che facciate la scelta giusta. Io come al solito non esprimo la mia opinione, nonostante mi stia lancinando questo dolore di non poterlo esprimere, ma voglio rimanere professionale nei vostri confronti e non esprimermi. Comunque andate a votare, perché sennò siete delle grandissime capre, come dice Sgarbi, ok? Va bene, questo è tutto per questa puntata di io vi saluto e come al solito ci rivediamo a gennaio. Grazie per averci seguito.